a Mosidelina veramente mi ricordo di nostra libertà. Il mio più grande beura era di non avere mica abbastanza libri in casa, perché in paese non c'era mica luogo dove trovare libri, cioè andare a comprare in corti. E ciò che mancava più per me era la lettura, il resto era tutto. Avete persone che mi parlavano sempre di l'antenna, di tutto ciò che si passava, ma a me mi mancavano i libri, una beura. Allora, c'è qualcosa che appena per gli anni di età di viaggiare mi manca la montagna, mi manca il mare, mi manca così, sapete che mi manca a vista. O viaggiare di sorta con i amici e basta, e basta. Non so, eravamo appena più tutti nello stesso livello di vita, diciamo. Tutto il mondo sapeva da dove lo sortia o si ricordava la villetta come lo si dice. Oggi no, non posso dire no, veramente no. La popolazione veramente è stratificata come lo si dice, ci sono i più poveri, i più ricchi, a me ci sono quelli che fanno ciò che è buono, ma la società non è più come Nanzu. Nanzu eravamo veramente una società più unita perché eravamo appena più tutti della stessa situazione. Veramente ho l'impressione, io sono sempre stata in paese, che non so più della stessa maniera di vivere e di pensare che quelli che hanno sempre campato in città. La maggior parte della popolazione sta in città, è veramente sferrante, non siamo più gli stessi. Non so, gli altri hanno le case in paese, portavano sabata umanica, tutte le vacanze, gli altri se ne vanno per l'altro mondo, diciamo, per l'altro mondo quasi, dunque poche mica portano in paese, poche mica non capiscono gli altri che campano in paese, dunque c'è comunque qualcosa che si è rotto, diciamo, tra la popolazione cittadina e la popolazione paesana. Allora, sia dei forti, lavoratori, appena più di immaginazione che noi, forse sì sarebbe di poesia, forse sì sarebbe di noi.